Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima partenza con velocissima Esedra Cub che si porta a condurre nei confronti di Eubuleo, poi Edelweiss Bass, quindi Eldorado Spritz, mentre parte bene dal 10 Elodie Cage Horse che prova a risalire il gruppo all'esterno, si sistema invece in corda Erba Luce sì, primi 200 metri in 15,3, partita molto forte Esedra Cub come nelle false partenze. Si è installata al comando, ora prova a rallentare, rimane in seconda posizione Eubuleo, la terza per Edelweiss Bass, a precedere Erba Luce sì, di fuori Elodie Cage Horse e poi Eldorado Spritz. Dopo 400 metri in 34 muove al largo Edelweiss Bass. Sposta Edelweiss che prova a risalire il gruppo all'esterno, trascinandosi Elodie Cage Horse, se ne vanno 600 metri in 46,5. Rimane in seconda posizione Eubuleo, di fuori Edelweiss, pariglia per Elodie Cage Horse, terza in corda Erba Luce sì, quindi Eldorado Spritz a precedere ancora Ercole Chi. Poi alla retroguardia sono Efeliaz, Elsa ed Eiolo. 800 metri con una frazione in 31,2 il chilometro, quindi la metà gara se ne va in 1,17,4. Passaggio davanti alle tribune. Esedra Cuba al comando, Eubuleo secondo in corda, di fuori Edelweiss Bass, sbaglia Elodie Cage Horse che lascia la seconda pariglia numero ad 10 Eldorado Elodie Spritz. Cagers Se ne vanno qualificato. i 1200 in 1.32,6, frazione in 15,2 davanti alle tribune, mantiene ritmo costante la leader Esedra Cub che precede sempre Eubuleo e al largo Edelweiss Bass, seconda pariglia per Eldorado Spritz che chiude in corda Erba Luce sì, poi via via gli altri. Frazione in 15,6 per la piegata di destra, Esedra Cub in vantaggio, Edelweiss Bass sempre all'esterno, rimane al salchi della leader, in corda Eubuleo, seconda pariglia sempre per Eldorado Spritz, il completamento del miglio in 2,3,4, è in vantaggio Esedra Cub, al suo esterno viaggia Edelweiss Bass, alla corda sempre Eubuleo, si prepara a venire via Eldorado Spritz quando siamo a 200 metri dalla conclusione, la piegata che se ne va in 15,2, numero Esedra in 9 vantaggio, Ercole Eubuleo che va di Chi dentro, al largo squalificato. Edelweiss che ci prova, è in vantaggio Esedra Cub, lo scatto a centropista da parte di Eldorado Spritz, sul passo Edelweiss Bass, Edelweiss che passa, al largo Eldorado Spritz che sul palo stampa Edelweiss Bass, viene a vincere 32 la chiusa per il successo di Eldorado Spritz. Andrea Farolfin Salchi per il training di Andrea Sarzetto, colori della scuderia Valle Falconera, la vittoria del figlio di Wishing Stone e Nebraska Jet, vittoria allo speed, parziale conclusivo veloce da parte di Eldorado Spritz che piega uno stoico Edelweiss Bass che se l'è fatta tutta di fuori, foto millimetrico per il terzo tra Esedra Cub ed Eubuleo.